Raffaele Padrone, FSP Polizia, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a lei. Facciamo il punto, insomma, sono sugli schermi di tutti le immagini che si stanno vedendo di quanto accaduto a Napoli nell'ambito sportivo, insomma, nello stadio. Vedendo la situazione che c'è qui adesso a Pordenone, pensa che potrebbe verificarsi una situazione analoga anche qui da noi? Diciamo che noi l'abbiamo detto tempo fa come sindacato di polizia per andare incontro a quelle che sono poi le vicende che portano a feriti e fatalità sempre a feriti nella Polizia di Stato o comunque nelle forze dell'ordine. Certo. Cosa abbiamo detto? Noi abbiamo detto che queste cose sono successe per determinati motivi, magari velocemente posso darvi anche una spiegazione di quello che è successo, vedete le immagini, ma soprattutto sono cose che purtroppo si ripeteranno perché per tanti motivi, soprattutto perché la giustizia non punisce queste persone se non quello che è consentito fare, c'è un DASPO. E quindi diciamo che un DASPO significa allontanamento dallo stadio per un determinato periodo, per un intero campionato, ma questo non vuol dire che queste persone, che quelli non niente hanno a che fare con la tifoseria, ma tifoseria chiaramente leggera democratica, chiamatela come volete, quelli che vanno lì per incitare solo la propria squadra, ma questi sono dei veri terroristi. Perché? Perché dovrebbero essere puniti con lo stesso sistema che viene punito un terrorista, perché hanno distrutto centri abitati, hanno immobili, sovrammobili, hanno devastato la città, è già successo, è successo poi a Roma a seguire, quindi voglio dire, sono cose che si ripeteranno perché la nostra legislatura acconsenta queste cose e quindi se tanto mi dà tanto, prendersi una denuncia o comunque un allontanamento che non, da cui poi queste persone sicuramente non si atterranno, avremo ancora questi scontri. Ecco, insomma, poi un altro problema da tenere in considerazione è anche la carenza di personale. Pensa che questo possa mettere in difficoltà i servizi? Noi ad esempio nella nostra città, lei ha ricordato appunto inizio domanda, avremo nuovamente il Pordenone che gioca qui a pochi chilometri nello stadio di Fontana Fredda. Allora c'è una differenza sostanziale della tifoseria, una tifoseria che comunque viene controllata e voglio dire questo per quello che poi è successo lì, una tifoseria controllata però che non ha niente a che fare con un campionato del genere, però sono scontri che possono succedere in tutte le città. Noi avremo chiaramente poi un deficit diverso da quello di Napoli. Napoli come Roma parliamo di 15-16 mila poliziotti, guardi, ne mancano almeno 5 mila, io sono stato a Roma per lavoro e hanno bisogno anche lì di 5-6 mila ufficiali di polizia giudiziaria, quindi voglio dire una carenza fortissima anche nelle grandi città, con un lavoro chiaramente più importante, ma sono spese che poi dovremo accollare all'interno di tutti i cittadini d'Italia, anche la nostra partita, perché dovremo chiaramente con le forze che ha Pordenone da mettere in campo, sicuramente non può mettere in campo solo la giornata della domenica o di quando si disputerà la partita a Fontana Fredda. Dovremo sicuramente chiamare un reparto inquadrato, che sono il reparto mobile, da Padova, da Bologna, da Milano, da chi sarà disponibile chiaramente funziona così, in genere sono questi due, questi tre che si alternano, però voglio dire che anche questo noi nella nostra disponibilità non avremo neanche forse la capacità tecnica, perché lì l'ordine pubblico non si fa a tavolino. Entro nel discorso di quello che è successo, l'ordine pubblico non si fa a tavolino, l'ordine pubblico si fa in piazza e dalla piazza si capisce quello che è. Noi abbiamo un'intelligence molto importante nelle forze dell'ordine italiane, non ci devono insegnare niente neanche gli americani che sembra da film, ma sono film. L'intelligence italiana è molto efficiente, quindi abbiamo una polizia che è molto efficiente. Il problema sta nei mezzi, tante volte,
e nella quantità proprio, come diceva lei, di uomini. Lì, in questa situazione, per dire, a Napoli ha funzionato tutto, tant'è che il prefetto nel Comitato Nazionale della Sicurezza Pubblica aveva vietato la vendita di biglietti. Questo è stato impugnato, va bene, politicamente è stato impugnato e siamo finiti al TAR. Beh, vi garantisco che in tempo di 15-20 minuti, una cosa che non si era mai verificata in Italia, perché quando uno fa un ricorso al TAR, se gli avvocati che passano dopo di me vi spiegano quanto ci vuole per una sentenza del TAR, nel meno di 20 minuti la sentenza del prefetto era stata abolita, ok? Era stata sorpassata da questa sentenza del TAR dicendo solamente che non potevano essere venduti biglietti a quelli residenti della città della squadra. Cosa è successo? Che si sono presentati lo stesso come turisti, perché se noi sappiamo che arriva un treno carico di questi tedeschi, tifoserie che vanno bloccate, c'è un protocollo che dice che si accompagnano in luoghi diversi. Io ho visto passare anche delle idiozie, perché quando la gente si diverte nei social a scrivere o in qualche TV nazionale qualcuno intervistato, ma perché li avete lasciati venire in città? Razza di individuo. Se uno è cittadino libero, nel senso che è un turista e non ha una violazione e non dobbiamo seguire delle norme restrittive in questa persona, questa qui può girare per la città. Il problema è che sono arrivati, fatalità, 450 turisti, perché c'era il divieto di non vendere i biglietti alle persone che provenivano da quel paese da dove c'è la nascita della squadra. Benissimo, cosa è successo? Che 450 persone sono state solamente seguite fino a che questi hanno voluto contrastare la tifoseria napoletana. Quindi la polizia e i carabinieri si sono trovati a chiudere un cordone di tedeschi che volevano attaccare in piazza i tifosi del Napoli. I napoletani non se lo fanno dire due volte, neanche mezzo, volevano attaccare i tedeschi e praticamente la polizia si è trovata in mezzo a queste immagini e quindi voglio dire un'altra volta che la politica ha fatto cileca anche in questo caso, perché ha fatto intervenire un TAR che, non conoscendo l'ordine pubblico in piazza, ha portato a casa 10 colleghi feriti. Grazie Raffaele Padrone per essere stata con noi questa sera, grazie. Grazie a lei. Andiamo avanti col telegiornale perché il marito aiuta la moglie nel parto, guidato al telefono dall'infermiera della Sores. Il piccolo nasce in casa. Sentiamo il servizio.